Pubblico e privato uniti per realizzare le grandi opere e puntare al rilancio dell'economia. Amministratori, manager e dottori commercialisti si sono dati appuntamento nella Scuola Grande di San Rocco, tra i capolavori del Tintoretto, per una giornata di studio sul tema della partnership tra capitali privati e fondi pubblici, in gioco il futuro del Paese. Un futuro che passa attraverso l'intervento degli istituti di credito, le città metropolitane, le grandi aziende nazionali come la società autostrade, la sostenibilità ambientale di ogni opera in programma. Il Veneto su questo versante è all'avanguardia. Noi abbiamo in corso 12 miliardi di euro di interventi con questa bellissima iniziativa che è la partecipazione e il partenariato pubblico-privato, in particolare su questo il project. Ieri il governo ha emesso l'articolo 33 del nuovo decreto sviluppo e innovazione, non so come si chiami, che promette di abbattere fino al 50% le imposte IRES e IRAP su chi fa questo tipo di investimenti da superiori a 500 milioni di euro l'uno, quindi sulle cose, che credo sia il massimo che si può fare. La presenza di capitali privati in molti casi è una garanzia ulteriore di trasparenza e affidabilità. L'incognita, semmai, sono i rischi crescenti che opere imponenti comportano. La Regione Veneto sostiene opere in corso di realizzazione per 10 miliardi circa, uno solo dei quali proviene da risorse pubbliche. Ad esempio gli ospedali di Mestre e Schio, l'autostrada del mare, le opere nel porto di Venezia. La buona politica, quella che punta davvero al bene comune, rimane necessaria anche per imprenditori e progettisti. Dobbiamo ricordare che la politica ha giustamente il primato in tutto quando si parla di bene comune. Bisogna che sia naturalmente una buona politica, che quindi sa fare una buona programmazione leggendo le necessità effettive del Paese. La politica, io personalmente ho sempre un'altissima concezione della politica, di quella nobile, di quella che si interroga sui bisogni del cittadino e di quella soprattutto che riesce a fornire delle risposte o a dare delle risposte anche chiare, anche crude, ma delle risposte vere, insomma, non delle dilazioni, non delle perdite di tempo, non i progetti che partono nel 2010 e arrivano nel 2020, queste non sono risposte.